Questa storia ebbe inizio alle 17:55 di un giorno qualsiasi, presso un treno in partenza dalla stazione di una grande città. Era un treno come tanti altri, eppure quello che avvenne fu qualcosa che qualcuno ricordò poi per molti e molti anni. Il lettore sta arrivando. Com'è andata? 3 minuti e 7 decimi di ritardo. Noi, il treno. No, voi. L'appuntamento era per le 17:52, sono le 17:55 e 3 decimi, e visto che secondo una statistica dell'Istituto Dunlop di Filadelfia la media di ritardo dei treni si aggira sui 3 minuti e 3 decimi, con una punta massima di 2 decimi. Su, finisci la sala in treno se non vuoi rimanere a piedi. Pronto? No, il lettore non lì? Quello dei sportelli? Padre, lei ha una valigia, 7 pacchi, una borsa e un ombrello. E secondo una statistica dell'Istituto Dunlop di Filadelfia ci vogliono non meno di 2 minuti secondi per mettere... Ma cosa vuole? Io voglio salire perché il treno sta per partire. Il treno sta per partire, lei mi fa perdere tempo. Mi aiuti piuttosto. Ma certo che l'aiuto, ma le pare che la maniera di ingombrare il suolo così? Su, andiamo. Salga, reverendo, su, salga. Beh, com'è andata? Non c'è male, almeno se non nascono complicazioni. E a voi? Com'è andata? Come al solito. Scusi, loro viaggiano per affari? Quasi. Scusi, io viaggio in pantofole. Ah, no, volevo dire che io viaggio per una fabbrica di pantofole. E lei? Io viaggio in guerre. Sono professore di storia. Ah, guerre? Ma che cosa c'entrano le guerre? E che cos'è la storia se non un seguito di guerre che alcune decine di uomini hanno fatto fare ad alcuni miliardi di altri uomini meno furbi di loro?
scusi, e lei, signorina, in che cosa viaggia? In che viaggio? Aspetti, 5 minuti fa me lo ricordavo benissimo. Devo averlo segnato qui sul taccuino. Ah, ecco, viaggio per dimenticare. Il viaggio continuò per qualche tempo. Poi, d'un tratto, tutto avvenne d'improvviso e le cose cambiarono nello scompartimento dei nostri personaggi. Qualcuno disse qualche cosa e subito... Hai fatto quell'incendio? Sì, una cosa grandiosa. Dovresti leggere i giornali. Il più bell'incendio della mia vita. Eppure voi due sapete bene che di incendi ne ho fatti parecchi. 87 milioni di danni. Una fabbrica che ha preso fuoco come una scatola di fiammiferi. Era un piacere vederla. Ha bruciato dalla mattina fino a tutta la notte. Ti assicuro che fare un incendio così è veramente una soddisfazione. E tu cosa hai fatto? Ho fatto un furto con scasso all'agenzia turistica di Bologna. Non perché me ne sia occupato io, ma ti assicuro, un furto come Dio comanda. Un bel arrivo in automobile. Si sapeva che il guardiano aveva ordine di sorvegliare i magazzini sul fiume. Uno della banda lo teneva d'occhio ed era pronto a dare l'allarme. Si doveva entrare nell'ufficio, cercare la cassaforte e lavorarsela per bene. La qualcosa fu fatta senza indugio. Un lavoro lungo e difficile, ragazzi miei. Una vecchia cassaforte che non si voleva dare per vinta, ma si fece un buon lavoretto con la fiamma ossidrica. E ben presto la vecchia cassaforte era squarciata come tante altre di cui mi sono occupato io. 7 milioni in contanti. Proprio come scritto sui giornali. Naturale. Vuole mettere in dubbio quello che dico io? No, no, per carità, non s'arrabbi, non s'arrabbi. Certo, se non lo sa lei. Un bel furto. E tu? Io? Beati voi, sempre destinati a cose grosse. Per me è diverso, non ho fatto che un omicidio. Ma non ci sono cose grosse o piccole. C'è l'organizzazione per la quale tutti lavoriamo e che serviamo con la stessa fedeltà. Tanto che si faccia un omicidio che un incendio doloso. Vero? Certo. Ah, perché voi appartenete anche a un'organizzazione. Oh, mio Dio. Cosa gli prendi? Non so, deve essere il caldo. Ma che razza di gente siete? Ognuno è padrone di fare quello che vuole, ma non di parlarne in questo modo. Perché? Cosa ci vede di male? Lei non parla di lavoro quando si trova con i suoi colleghi? Sì, ma mio caro, c'è lavoro e lavoro. Senta, ma lei con chi crede di parlare? Non le hanno insegnato a scuola che ogni lavoro è rispettabile? Sì, ma non il lavoro di un ladro o di un assassino. Cosa? Assassino? Beh, senta, Ma basta, finitela. Possibile che non abbiate capito? Si tratta di un equivoco. Siamo 3 funzionari. Funzionari? Funzionari di che? Di pubblica sicurezza? Ma no, di una grande compagnia di assicurazioni, delle Assicurazioni d'Italia, di cui lei certamente avrà sentito parlare. E che cos'erano allora quei discorsi misteriosi? Ma proprio niente di misterioso. Sono il dottor Rossini, medico chirurgo, perito della nostra compagnia. Ho fatto un omicidio che nel nostro gergo vuol dire soltanto una perizia su un omicidio colposo. Questo signore, l'ingegner Federici, ha fatto un furto, cioè la perizia di un furto. E l'ingegner De Santis, infine, ha fatto la perizia di un incendio. Sì, ho capito. Un grosso equivoco. Tutta la storia del resto è piena di equivoci. Ah, così loro sono delle assicurazioni. Anch'io sono assicurato. Sulla vita. Per quasi 20.000 lire. ma la nostra compagnia non assicura mica sulla vita, no? E del resto, secondo una statistica dell'Istituto Dunlop di Filadelfia, solo il 23% delle compagnie si occupa di assicurazioni sulla vita. Le altre, come le nostre, assicurano soltanto sulla responsabilità civile, sui furti, sugli incendi, sullo scoppio del gas, ecco. Ecco qui, d'altronde, le polizze, eccole. Ah, vedo.
È assicurato anche sui furti, sugli incendi? Ma che cosa vuole che interessino a un uomo come me i furti e gli incendi? Non ho proprietà immobiliari, non ho stabilimenti. Io Prego, i biglietti. insegno storia e tutto quello che ho lo porto con me, proprio come Diogene. Omnia mea mecum porto. Cosa vuole che mi interessino le assicurazioni contro i furti che... Accidenti, mi hanno rubato il portafoglio. Puoi incassarlo subito. Oh, scusi. Prego. Un'assicurazione contro il furto per il nostro amico. Ingegner De Santis. Come va? Benone. Beh. Ho incassato. Vede, con questi ricostruisco la fabbrica. Oh, bravo! E l'incendio di cui parlavo in treno, una combinazione rarissima. Secondo una statistica dell'Istituto Dunlop di Filadelfia, Lei dunque era assicurato e incassa tutti quei soldi. Naturale. Si sbriga con questa polizza di assicurazione? Che cosa aspettiamo? Senta, mi viene un'idea. E se poi mi rubassero la polizza? La storia insegna che tutto può succedere, che tutto può accadere. Senta, non sarebbe il caso che mi facesse una polizza contro il furto della polizza contro il furto? Anzi, meglio ancora, mi faccia addirittura una polizza contro il furto della polizza contro il furto della polizza. Ma non basta. Molto meglio. Mi prepari un'assicurazione contro il furto della polizza, contro il furto della polizza, contro il furto della polizza, contro il furto della polizza. È giusto? Giusto, giustissimo. Tant'è vero che secondo una statistica dell'Istituto Dunlop di Filadelfia... Finiscila.